Buongiorno carissime amiche e carissimi amici, spero che stiate tutti bene e che abbiate voglia di fare un po' di movimento, un po' di yoga insieme. Iniziamo sempre ascoltando il nostro respiro, portiamo le mani sull'addome senza premere, è un contatto leggero, le spalle sono lontano dalle orecchie, larghe, aperte, rilassate, tutto il viso morbido, tutto il viso disteso e ascoltiamo il movimento del nostro respiro. Respiriamo con calma, senza alterare il respiro. Lasciamo che si muova con il suo flusso naturale, spontaneo. Semplicemente lo ascoltiamo. Sentiamo che il respiro ci aiuta a isolarci un po' da quello che c'è intorno a noi, a portarci dentro di noi, ad ascoltarci respirare, ascoltarci vivere. E poi facciamo un bel sorriso, un sorriso sul nostro viso, un grande sorriso luminoso dentro il nostro cuore. Sentiamo che tutto si distende. Cominciamo a sciogliere un po' le spalle, facciamo scendere le braccia, espirando le spingiamo un po' indietro, fuori il respiro. E inspirando apriamo, spingiamo bene indietro le spalle, avviciniamo le scapole, poi con l'espirazione ancora fuori completamente il respiro. Adesso forziamo un po' il respiro, ancora inspiriamo consapevolmente, inspiriamo luce, energia, prana, inspiriamo la magica forza della vita e espiriamo tutto quello che ci appesantisce, tutto quello che ci disturba, tutto quello che ci dà fastidio. Ancora una volta, inspiro, apro bene, avvicino le scapole, spingo indietro le spalle, mi riempio di luce. Espirando, butto fuori tutto completamente fino all'ultimo sorso di respiro. Bene, poi ci risolleviamo. Adesso portiamo un braccio verso l'alto, lo spingiamo bene verso l'alto, cerchiamo di aprire bene tutto il fianco, poi lentamente ci incliniamo sull'altro lato, spingiamo il braccio lontano, teniamo rilassata l'altra spalla, prendiamo ancora dei bei respiri profondi, sentiamo come si muove il respiro sul nostro corpo, sulla nostra fascia laterale. Poi lasciamo ricadere il braccio morbido, leggero e inspirando ancora profondamente disegniamo con leggerezza, disegniamo un cerchio nell'aria, un semicerchio, riportando la mano sul ginocchio. Rilassiamo, ascoltiamo per un attimo il lato che abbiamo bene aperto e l'altro lato, lo sentiamo un po' chiuso, un po' contratto. E apriamo anche l'altro lato. Sul braccio verso l'alto, inspiro, allungo bene, tocco il soffitto, immagino di toccare il soffitto con la punta delle dita, tengo un attimo l'allungamento, poi mi inclino, spingo il braccio lontano, teso, forte, ancora dei bei respiri profondi, abbandono il braccio morbido, poi con leggerezza, con un gesto ampio, apro, accarezzo l'aria e riporto la mano sul ginocchio e rilasso, sempre le spalle bene aperte, rilassate, distese. Adesso apriamo le braccia, devo spostare un pochino, apriamo le braccia, le spingiamo lontano
inspiro, poi batto insieme le mani, le strofino, carico le mani di energia, di forza, chiudo i pugni, con le nocche delle dita strofino dalle spalle fino alle ginocchia. Cerchiamo di fare una leggera pressione, far sentire la pressione al torace, alle cosce. Ancora. E poi con una bella espirazione profonda buttiamo fuori tutto. E rilassiamo. Ascoltiamo, cerchiamo di percepire tutte le sensazioni che si muovono sulla pelle, le sensazioni che si muovono nel torace, che si muovono sulle cosce. Quello che ha prodotto il movimento, la pressione delle nostre braccia. Lo facciamo ancora, inspiro. Espiro e strofino forte le mani. Poi le chiudo bene i pugni, strofino con forza dalle spalle fino alle ginocchia. Con l'espirazione poi cerchiamo di buttare ancora fuori tutto quello che ci appesantisce, tutto quello che è vecchio, tutto quello che ristagna dentro di noi. E buttiamo fuori e rilassiamo. Teniamo sempre le spalle morbide, ben aperte, rilassate, distese. Adesso solleviamo una gamba piegata, le mani intrecciate sul ginocchio, disegniamo dei cerchi nell'aria con il ginocchio, cerchiamo di aprire bene lateralmente, spingere un po' il ginocchio nell'altra direzione e poi cerchi nell'altra direzione. Riappoggiamo questa gamba, solleviamo l'altra gamba, cerchiamo sempre di fare movimenti fluidi, rotondi, lentamente. Sentiamo come si muove l'articolazione dell'anca nell'altra direzione. Bene, e rilassiamo. Adesso portiamo ancora su questo ginocchio, sempre le mani intrecciate sul ginocchio. Allunghiamo bene il collo del piede, cerchiamo di stendere bene il collo del piede, poi su, giù e su. Ancora, giù e su, giù e su. E rilassiamo. L'altra gamba, la solleviamo, si allunga bene il collo del piede, poi il piede a martello, le dita del piede che vanno verso il corpo, verso il ginocchio, nella direzione del ginocchio. Apro e chiudo. Cerchiamo di sentire come lavorano i muscoli della gamba sotto le nostre mani. E ci fermiamo ancora, rilassiamo. Adesso lavoriamo un po' per sbloccare le cervicali, per sciogliere un po' le tensioni dalle cervicali. Sempre le spalle aperte, tutto il corpo rilassato. Dentro il respiro, inspiro, espiro. Ancora, inspiro, la testa al centro, espiro, porto indietro la testa, cerco di aprire bene tutta la gola, sento come si distende tutta la gola. Inspiro al centro, espiro, la testa scende e ritorno. Ancora indietro, la testa, sento questa bella apertura, l'ascolto e ritorno. Ancora una volta, la testa scende giù bene il mento. Adesso sentiamo che si aprono le cervicali. Poi inspiro al centro, espiro indietro e riporto la testa al centro.
facciamo tutti movimenti lenti, attenti, non muoviamo bruscamente il nostro corpo, il nostro collo, sempre movimenti graduali, dolci. Dentro il respiro, fuori il respiro. Giro la testa verso una spalla, torno inspirando, dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora, inspiro al centro, espiro, inspiro, espiro e ritorno. Ancora inspiro, espirando adesso inclino la testa verso una spalla, torno al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora, inspiro, espiro. Adesso teniamo la testa in questa posizione, apriamo lateralmente il braccio opposto, lo spingiamo un po' lontano, in modo da sentire bene l'allungamento dei muscoli qua del collo su questo lato. Tengo un attimo l'allungamento, poi riporto la testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro e apro. Apro l'altro braccio, il braccio opposto, lo spingo un po' verso il basso, lo apro un po' lateralmente, fino a quando non sento che qua si apre tutto bene. E ritorna. Adesso flettiamo la testa in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria, lentamente, sempre con movimenti attenti. Immaginiamo che la nostra testa sia una piccola nuvoletta dorata e la muoviamo con attenzione, con leggerezza. Nell'altra direzione. Ancora un cerchio. E ci fermiamo, rilassiamo bene, ascoltiamo un attimo le sensazioni, nuca, collo, spalle. Poi portiamo le mani alle spalle, disegniamo dei cerchi con i gomiti, dei cerchi lenti e ampi, avviciniamo bene le scapole, poi le allontaniamo avvicinando i gomiti. Ancora sempre movimenti fluidi nell'altra direzione, tutto con leggerezza, cercando anche di farci piacere ogni movimento. Sentiamo come dobbiamo muoverci perché ogni movimento possa darci piacere, possa piacerci. E rilassiamo. Adesso chiudiamo i pugni, incrociamo le braccia e appoggiamo le braccia incrociate sul petto, incurviamo un po' le spalle, incliniamo un po' la testa. Immaginiamo di essere un fiore con tutti i petali raccolti, perché è buio, perché è notte. Poi arriva il sole, arriva la luce, un raggio di sole che chiama il fiore ad aprirsi e piano piano, lentamente, cominciamo a raddrizzare la schiena, separare un po' le braccia, aprire lentamente le dita delle mani come se fossero i petali di un fiore, tutto lentamente. Un fiore sboccia piano piano. Sentiamoci, vediamoci come un fiore che dolcemente, quietamente apre tutti i suoi petali. Portiamo il viso verso l'alto, i palmi delle mani verso l'alto.
un fiore che si apre al cielo, alla luce, che si nutre della luce, si riempie di luce. E poi piano piano il fiore ricomincia a chiudersi. Torniamo lentamente nella posizione di partenza. Il fiore raccoglie ancora tutti i suoi petali perché vuole trattenere, chiudere, conservare la luce dentro di sé. Le braccia cominciano a incrociarsi, le dita delle mani cominciano a chiudersi, abbassiamo la testa, incurviamo un po' le spalle, portiamo le braccia incrociate sul petto, stringiamo un po' le braccia verso il petto, stringiamo il cuore, il tesoro della luce, portiamolo dentro di noi in profondità per conservarlo sempre. E poi con calma lasciamo, abbandoniamo le braccia, ci risolleviamo, rilassiamo. Portiamo le mani ai fianchi, disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco, ampi quanto possibile, senza forzare. E adesso nell'altra direzione. Bene, e ci fermiamo, rilassiamo. Portiamo le mani alle spalle, apriamo bene i gomiti, lentamente solleviamo i gomiti, cerchiamo di avvicinare i polsi dietro la nuca o insomma cercare di portare più in alto possibile i gomiti senza forzare e poi lentamente li facciamo scendere, portiamo i gomiti fino ai fianchi, sentiamo come lavorano i nostri muscoli. Inspirando dentro il respiro sulle braccia, sentiamo che si allungano, si distendono tutti i muscoli sulle fasce laterali del tronco. Espirando, i gomiti scendono, sentiamo come si accorciano qua lateralmente tutti i muscoli. Ancora su, lentamente. Avvicino. Inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro. Facciamolo ancora una volta, su. Avvicino i polsi, testa alta, il naso punta in avanti, dentro il respiro, fuori il respiro. Bene, rilassiamo, distendiamo. Adesso portiamo ancora il ginocchio verso l'alto, intrecciamo ancora le dita delle mani sul ginocchio. Adesso facciamo delle rotazioni della caviglia, disegniamo dei cerchi nell'aria con il piede. Sempre lentamente, sempre ascoltando con attenzione. Nell'altra direzione. Ci fermiamo, rilassiamo. Su l'altra gamba, non importa quanto la sollevate. E rotazioni della caviglia. Nell'altra direzione. Cercate di sentirlo bene il movimento nella caviglia. E rilassiamo. Bene. Adesso facciamo ancora il movimento che abbiamo fatto all'inizio della lezione. Espirando, incurvo le spalle, abbandono le braccia, le porto un po' indietro, fuori il respiro. Inspiro, apro.
indietro le spalle, avvicino le scapole, espiro. E ancora immaginiamo di portare energia dentro di noi, con ogni ispirazione, portare dentro di noi energia, luce, vita e buttiamo fuori tutto quello che ci disturba. Inspiro, espiro. Abbandoniamo le braccia, ci risolleviamo lentamente, rilassiamo, distendiamo e sorridiamo ancora. Un sorriso sul nostro viso, un sorriso nel nostro cuore. Un sorriso che cercheremo di conservare per tutta la giornata e per tutte le giornate che verranno. Grazie, vi abbraccio con tanto affetto. A presto.